Una folla di 600 persone si è riunita al Palasport di Ponte di Piave per l'ultimo saluto a Eralda Spaillari, la 19enne deceduta sabato scorso assieme alla sua amica Barbara Brotto nell'incidente a Gorgo al Monticano nella BMW condotta dal suo fidanzato. Per la giovane amata e ben inserita nella comunità, le esequie si sono celebrate in forma laica. Eralda era una ragazza solare e determinata che desiderava aprire un proprio centro estetico vicino alla casa del suo fidanzato. Che amava profondamente e con il quale sognava di celebrare un fidanzamento ufficiale. Queste erano le sue aspirazioni e, forte di una determinazione non comune, studiava e lavorava per poterle realizzare. A voler ricordare la 19enne anche i suoi compagni di classe che all'Istituto Professionale Lepido Rocco l'avevano eletta come rappresentante. Nel momento più bello della vita, dove i tuoi sogni stavano per diventare realtà, è successo il peggio e continuiamo a chiederci il perché la vita si è provata così presto di una persona come te che l'avrebbe resa migliore. Il vuoto che hai lasciato è incolmabile, ma per noi ora sei una stellina ed un angelo che brillerà in tutti noi, come hai sempre fatto. Le amiche di scuola hanno poi donato un libro di fotografie alla famiglia. A poca distanza dai genitori, al fratello e alla sorella, anche il padre di Michele Tatani, il 19enne fidanzato che lotta ancora per la vita all'ospedale di Treviso. In un momento così doloroso, in un terreno di gioco in pieno centrocampo, arriva un segnale, ha detto il sindaco Paola Roma. Come in una partita importante ci identifichiamo tutti in una stessa squadra che abbraccia Eralda, la sua famiglia e tutte le famiglie coinvolte, perché questo significa essere comunità. La madre, mentre il feretro usciva verso il cimitero di Negrisia, ha avuto un mancamento, poi si è ripresa. All'uscita del palazzetto, fra i presenti, sono stati consegnati dei palloncini bianchi. Buon viaggio, Eralda. Lunedì pomeriggio al Duomo di Oderzo verrà celebrato il funerale dell'amica Barbara Brotto.